Prima dell'ultima guerra, la Maddalena era una delle più importanti piazze forti della Marina italiana. La città sorge sull'isola maggiore dell'arcipelago omonimo nelle bocche di Bonifacio tra la Sardegna e la Corsica. Poco distante dalla città spicca tra il verde degli alberi Villa Weber, un nome che non diceva niente quando Mussolini nel 1942 arrivò qui alla Maddalena in piena guerra in visita alla base navale. Villa Weber diventò famosa un anno dopo, quando da Ponza ci portarono Mussolini prigioniero. Si trovava qui in questa villa? Poche centinaia di metri a questa parte. In una casa che è a poche centinaia di metri. Ma lei non era custode della villa in quel periodo? In quel periodo no. C'era un altro. Un altro? Sì. E lei non ha visto mai Mussolini qui? Io l'ho visto che passeggiava nel terrato quando passavo per la strada. Ho chiesto a un partigiano di raccontarmi come i tedeschi vennero ributtati in mare. È proprio laggiù che sono cominciati. Dalla chiesa, venendo tutta questa costa, giù il corso Garibaldi, qui giù che si chiama, detto Palazzo Scolastico, sì, inglese. Sì. E questi tedeschi come si sono presentati? Si sono presentati con delle autoambulanze. Ah. Come ammalati, come finti ammalati, invece stanno possessando di tutto il paese, di tutti i posti militari. E hanno cominciato militari. Però dall'ammiragliato, dell'ammiraglio. Poi giù al circolo ufficiale, dal circolo ufficiale Guardia Vecchia che l'abbiamo qui di fronte, e da altre posizioni batteria, la Trinita, dovevano mandare loro poi, ma gli è stato impossibile, sono stati ripresi subito. E chi è stato questo ufficiale? C'è stato un ufficiale che ha... Signor sì, l'ammiraglia Vegna, che è morto al fianco nostro con 4 carabinieri, e più l'ufficiale medico Dettori che ha preso il comando lui, dell'ospedale militare. Sì. Era un medico. Un medico, di signor complemento sì. medico. Medico, e più il comandante del porto. Ha partecipato a combattere delle guardie di finanza e di altri marinai. C'è chi definì il fascismo un regime da operetta, un paragone assolutamente ingiusto e irriverente. L'operetta è stato uno dei più grandi generi musicali e teatrali degli ultimi secoli, nel quale anche l'Italia ha avuto le sue eccellenze. Ma prendendo per buono questo paragone, non c'è dubbio che Villa Weber fu una delle scenografie adatte al penultimo atto della dittatura di Mussolini. A vederla oggi si ha l'impressione di trovarsi di fronte a qualcosa di falso, come se dietro non ci sia nulla, solo un'improbabile facciata di cartapesta. Siamo a Villa Weber. Ma dopo aver attraversato il bellissimo parco di pini in cui è immersa, dopo aver superato i diversi muri perimetrali che la circondano, e aver varcato la porta d'ingresso, Vieni qui, Ate. si capisce che non ci si trova sul palco di un'operetta. Villa Weber esiste davvero. Ate. Ed esiste da più di un secolo. No. Costruita a fine Ottocento alla Maddalena su un promontorio in località Padule, deve il nome al suo ultimo proprietario, l'inglese James Philip Weber, un personaggio misterioso che fece costruire la villa in un raffinato e oggi un po' improbabile stile moresco italiano. Weber visse alla Maddalena per 25 anni, fino alla sua morte. Di lui si disse un po' di tutto, anche che fosse una spia al servizio di Sua Maestà la Regina. Di certo sappiamo che era un ricco commerciante, amante dell'arte e della cultura, che non si sposò e che morì a Pisa mentre era in viaggio
all'età di 80 anni. All'interno della villa si trovavano mobili e soprammobili preziosi, dipinti d'autore e una grande collezione di libri che, si dice Weber, spolverava di persona, non fidandosi dei domestici, e altre antichità che il proprietario mostrava orgoglioso ai suoi ospiti. La villa fu abitata fino al 1928, poi parte degli arredi furono messi all'asta finché nel 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, venne requisita dallo Stato Regio Italiano. Perché? Per diventare provvisoriamente una prigione per uno dei protagonisti di quella terribile guerra. È proprio qui, infatti, che l'autoproclamatosi duce Benito Mussolini venne nascosto dal 7 al 27 agosto del 1943. Sulla prigionia di Benito Mussolini tanto è stato scritto. Basti citare il libretto del dottor Aldo Chirico, nel quale il medico maddalenino ci offre un racconto molto dettagliato di quei giorni, i suoi tentativi di contatto, le emozioni e le paure del duce, legati alla necessità di ricevere notizie dall'esterno. Forse però altri aspetti più prettamente militari sono meno conosciuti alle persone più comuni. Benito Mussolini viene arrestato a Roma la domenica del 25 luglio del 43 alle 17:20. Viene fatto salire di un'ambulanza e condotto in una caserma militare. Successivamente viene trasferito a Ponza. Dopo un breve periodo passato nell'isola, si decise di trasferirlo in una località più isolata, ma nello stesso tempo armata. La Maddalena possedeva queste peculiarità e poco dopo le ore 12 del 7 agosto 1943 il cacciatorpediniere FR-22 con a bordo Mussolini dà affondo a Padule, proprio di fronte ai depositi della Regia Marina. Per tenere lontano i curiosi di ogni genere viene fatto suonare un falso allarme aereo e le strade si svuotano di civili e militari. Arriva sottobordo un motoscafo con l'ammiraglio Brivonesi e vi imbarcano Mussolini e l'ammiraglio Maugeri, che lo aveva scortato fin lì. Al pontile di Padule vi è l'auto di Brivonesi, senza autista. L'ha guidata lo stesso ammiraglio per maggiore precauzione. Nella notte precedente, intanto, erano stati fatti sloggiare da Villa Weber gli ufficiali dei MAS che la occupavano. Così il duce, nel primo pomeriggio del 7 agosto, si ritrova ad occupare le 2 stanze della villa a lui riservate, quelle che davano a levante, con vista mare. 12 uomini della scorta si insediano al piano terra, mentre altri 100 tra poliziotti e carabinieri si accampano nella pineta vicina. Si sa che nei primi giorni a Mussolini è permesso passeggiare nella pineta, fare attività igienica e prendere il caffè nella terrazza, ma i curiosi che da lontano osservano sono sempre di più e sempre più curiosi, ed allora si decide di evitare le uscite esterne. Questo però non basta. La notizia della presenza di un importante prigioniero inizia a trapelare anche tra la popolazione ed arriva alle orecchie dell'ufficiale di collegamento tedesco Hunaus. Questi informa un ufficiale delle SS a Roma, un certo Kappler, che diventerà tristemente famoso poco tempo dopo. Otto Skorzeny, famoso capitano dell'SS, che è l'uomo di fiducia di Kappler, immediatamente parte per la Maddalena in compagnia di un altro ufficiale dell'SS che parla perfettamente italiano. La mattina dopo i 2 ufficiali travestiti da marinai girano per le strade di La Maddalena. Entrano nelle betole, nei bar, ascoltano i commenti, le chiacchiere. Riescono ad individuare la villa ed, aiutati da un noto fruttivendolo locale, riescono anche dalla collina dello Spiniccio a fotografare il duce che prende il fresco nella terrazza.
Quello stesso giorno un aereo da ricognizione tedesco sorvola a bassissima quota la villa, tanto che lo stesso duce ne rimane impressionato. Kappler, da Roma, informa immediatamente Hitler a Berlino e l'ordine del Führer è perentorio: liberare il prigioniero, subito. Viene potenziata l'aliquota di tedeschi della Kriegsmarine, la marina da guerra tedesca, ed un'intera brigata delle terribili SS viene organizzata nella vicina Corsica per il colpo di mano. Il piano è quello di inviare da Anzio una squadriglia di siluranti tedesche, mentre un'altra squadriglia sarebbe partita dalla Corsica trasportando la brigata SS. A questo punto il generale Basso, comandante militare in Sardegna, avuto sentore di qualcosa di anomalo, informa Roma che è assai probabile che i tedeschi abbiano scoperto la sede del prigioniero ed è quindi ipotizzabile un loro tentativo di liberazione. Badoglio stesso decide per l'immediato trasferimento. Un idrovolante per il soccorso in mare, un Kant Z506 di colore bianco e con 2 grandi croci rosse, viene velocemente approntato con il pieno di carburante e l'equipaggio in assetto di volo davanti a Piazza Comando. Nella sera del 27 agosto Mussolini viene avvisato che a breve sarà trasferito in un'altra sede. Prima dell'alba del 28, precisamente alle 4 del mattino, al duce viene fatto indossare un pesante cappotto nero col bavero alzato, in pieno agosto, ed un grosso berretto sempre nero, calato sugli occhi. In auto è trasportato fino alla banchina dell'ammiragliato e quindi, con una barca, trasferito a bordo dell'idrovolante. Il pilota è Oreste Piantanida e quando riconosce che il misterioso passeggero è niente meno che il duce in persona, effettua un imbarazzato saluto militare. Mussolini ringrazia e dice al pilota di fare il suo dovere di militare, cioè obbedire agli ordini. Alle 5:50 del 28 agosto 1943 l'idrovolante decolla dal mare, antistante Piazza Comando, e si allontana velocemente alto nel cielo in direzione di Vigna di Valle. Termina così la breve prigionia di Mussolini alla Maddalena. Il 29 agosto, il giorno dopo, una squadriglia di siluranti tedesche con a bordo 8 scorzeni arriva alla Maddalena di fronte a Villa Weber, mentre l'altra squadriglia carica di truppe SS sta per giungere sul posto. Lo stesso Scorzeni, travestito da marinaio italiano, scende a terra e si reca all'ingresso della villa con un sacco di biancheria da consegnare e suona ripetutamente per farsi aprire. Un carabiniere scocciato si avvicina e lo apostrofa dicendogli che nella villa non c'è più nessuno. Il capitano dell'SS, comprendendo che non mente, resta senza fiato. Per poche ore il piano è fallito. Risale a bordo delle siluranti che rientrano nelle rispettive basi. Hitler, ovviamente informato del fallimento dell'azione, va su tutte le furie. Solo un mese dopo, lo stesso Scorzeni riuscirà a liberare Mussolini da Campo Imperatore in Abruzzo. Il duce indossa ancora il cappottone ed il berretto nero che gli erano stati fatti indossare alla Maddalena. Ma questa è un'altra storia. La storia della villa prosegue anche dopo la permanenza di Mussolini. Una volta abbandonata dalle milizie italiane e dagli 80 carabinieri che circondavano il parco, la villa inizia il suo declino. Viene rubato tutto ciò che si può rubare, fino ad essere svuotata. È probabile che successivamente sia stata usata per altri scopi, ma l'impressione è che venga lasciata andare a un lento e inesorabile oblio. Oggi le grandi stanze vuote, gli splendidi pavimenti e i soffitti affrescati riescono a trasmettere solo una vaga idea del passato splendore. Intorno alla villa si trovano i ruderi di altre costruzioni, probabilmente le abitazioni della servitù, magazzini e stalle. Sui muri poche scritte, quasi nessuna recente, come se il mondo a Villa Weber si fosse fermato qualche decennio fa. Eppure quelle pareti hanno sicuramente corso un rischio, quello di diventare testimoni di un pellegrinaggio di nostalgici
del fascismo, cosa che se si esclude un simbolo fascista comunque in compagnia di altri simboli più o meno politici, a quanto pare non è successa, o almeno non ne hanno lasciato la traccia. Tracce che invece hanno lasciato i cinghiali, gli unici a frequentare oggi la villa assieme ai bellissimi gatti della vicina colonia felina e ai maddalenini che hanno voglia di fare una passeggiata in uno degli angoli più suggestivi e meno conosciuti della loro isola. Villa Weber. Il gatto di Villa Weber. Il catenaccio di Villa Weber. Fossi entrata di qua sarebbe stato facile, e invece entrai dal muretto di là. Guardate, è un'estensione enorme, enorme. Poi vedrete il video. Ciao!